in lista appunto per il voto delle politiche del 4 marzo. Il meglio del territorio di Verona a portata di tutti, anche di persone disabili e anziane che troppo spesso incontrano grandi difficoltà nell'organizzare una vacanza. Una guida spiega come fare. Non solo località da visitare, ma anche musei, parchi divertimento e persino punti ristoro con menù per celiaci. C'è davvero ogni cosa in questo libro, Turismo per tutti, volume di 400 pagine, pubblicato dall'associazione Gabbia Onlus di Legnago, una sorta di guida Michelin per promuovere un turismo più inclusivo che risponda alle esigenze di disabili, anziani, famiglie con neonati. L'idea nasce dalle difficoltà riscontrate da queste persone nel poter pianificare una vacanza o una semplice visita ad un museo. In queste pagine, corredate da mappe e fotografie, sono descritti 20 itinerari selezionati all'interno della provincia veronese, dalle sponde gardesane alla Valpolicella fino al centro città. Questa guida che si ripromette di dare la possibilità a tutte queste persone che hanno delle difficoltà non solo motorie ma anche cognitive di poter girare la provincia di Verona, perché sono stati inseriti tutti i paesi della provincia stessa. Il tema delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati rivolti al turismo culturale è molto sentito anche dal mondo delle Proloco. Le Proloco da sempre sono attente al turismo, ma a noi in particolare interessa anche proprio questa tematica di andare incontro alle persone più fragili, più deboli, che anche loro devono vivere il turismo come tutti. Verso una multiutilità